Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Palermo, un anno fa a Porticello la tragedia del Bayesian con 7 vittime, resta il mistero sull'affondamento del veliero tra inchieste e tesi di complotto. Militello Val di Catania si prepara ai funerali del concittadino Pippo Baudo, il sindaco Burtone dolore enorme, la commozione di Leo Gullotta era il riscatto della Sicilia. Agrigento, qui non può esibirsi, il sindaco Di Naro dice no al concerto di un rapper che nei suoi testi esalta la criminalità e il disprezzo per lo Stato. La Sicilia dei borghi, sempre di più meta della vacanza per i turisti, la riscoperta di Geraci Siculo. Calcio, Palermo proiettato all'esordio in campionato al Barbera contro la Reggiana, il finlandese Joronen, prima scelta per rimpiazzare l'infortunato Gomis. Calcio, Catania sconfitta a Crotone 1-0 ed eliminato al primo turno, saluta la Coppa Italia di Serie C. Decisivo un gol di Murano dopo 9 minuti. Bentrovati a Palermo. Un anno fa la tragedia del Bayesian, il lussuoso veliero affondato a Porticello, 7 le vittime, 3 gli indagati dalla Procura di Termini Imerese, ma tuttora resta il mistero di cosa sia avvenuto quel giorno, tra inchieste, tesi di complotti, fatalismo e scontri sui risarcimenti milionari. Tonino De Mano. Un anno fa il naufragio del Bayesian, per una tragedia che ha ancora molti punti oscuri, tra inchieste, tesi di complotti, fatalismo e scontri sui risarcimenti milionari. Saranno 7 in tutto le vittime. Il primo corpo ad essere stato recuperato poche ore dopo il naufragio è stato quello di Recaldo Thomas, il cuoco di bordo. Solo nei giorni successivi, invece, sono stati recuperati i cadaveri di Mike Link, tycoon britannico e proprietario dello yacht, di Jonathan Bloomer, presidente di Morgan Stanley International, e di sua moglie Judith, di Chris Morvillo, avvocato, e della moglie di quest'ultimo, Neda. L'ultimo corpo è stato individuato il 23 agosto, è quello della figlia di Lynch, Annak, 17 anni. Ad indagare sul naufragio è la procura di Termini Imerese, in quel momento guidata da Ambrogio Cartosio, andato di recente in pensione. Era la sera del 19 agosto 2024 quando la pioggia e forti raffiche di vento a Porticello, località balneare tra Casteldaccia e Bagheria, sorprendono l'equipaggio del veliero con un unico albero alto circa 75 metri, il più alto al mondo. La barca si trova in un frullatore di correnti ascensionali e discensionali a velocità elevatissime. Succede tutto in poco più di un quarto d'ora. Nel tracciato ICE, il sistema che mette in correlazione gli strumenti di bordo di un'imbarcazione con le stazioni costiere, l'orario critico arriva alle 3:50 della notte tra il 18 e il 19 agosto. Il veliero inizia ad ondeggiare pericolosamente alle 3:59, l'ancora cede. La barca è in balia delle onde. Un minuto dopo, alle 4 in punto, c'è il blackout. L'acqua evidentemente ha raggiunto il generatore. Lo yacht sta imbarcando acqua tanto da diventare ingovernabile. Sono le 4:05 quando il Bayesian affonda, portando con sé il suo carico di morte. Militello in Val di Catania si prepara ad accogliere Pippo Baudo per i funerali che si svolgeranno domani pomeriggio. Un paese in lutto. Orazio Longo. Ancora poche ore e poi Pippo Baudo tornerà per sempre nella sua Militello in Val di Catania, la città che lo piange e dalla quale lui non si era mai staccato. Mercoledì i funerali si svolgeranno alle 4 del pomeriggio nella chiesa della Madonna della Stella. Già dalla mattina la camera è ardente, presumibilmente dalle 8 fino alle 13. Lui ha iniziato in questa chiesa e nella sua chiesa ha voluto terminare il pellegrinaggio terreno. Perché lui qui ha iniziato intorno 7-8 anni a fare il chierichetto, quindi a servire la messa. Qui nei locali parrocchiali dove c'è un piccolo teatro ha iniziato la sua attività di presentatore, cantautore, musicista eccetera, e quindi ha voluto concludere la sua vita terrena dove è iniziata. Pippo Baudo era l'emblema della nostra terra, ricordano i suoi amici di gioventù. È un grande dispiacere perché ha perduto anche molto la nostra cittadina Militello, verso la quale lui è stato sempre affezionato e che non ha mai tralasciato di visitarla, di abitare qua per 15-20 giorni per riposarsi. Era sempre vivace come era il suo carattere, affettuosissimo come sempre, militellese, perché lui quando rientrava qua riprendeva la sua natura di autentico militellese. Un paese in lutto, dice il sindaco Burtone. Paese di Pippo Baudo. Non credo che ci siano altri luoghi in cui ci sia questa sovrapposizione. La città ha questo dolore profondo, quindi è un momento vero di sofferenza e quindi noi cercheremo di essere molto sobri,
quello che voleva Pippo. Pippo rifiutava la retorica, le esteriorità eccessive. E sono state circa 8.000 le persone che hanno visitato la Camera Ardente di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie a Roma nel primo giorno di apertura. Oltre ai VIP, molti cittadini hanno scelto di rendere omaggio al conduttore. Oggi il secondo giorno di apertura fino alle 12, ma adesso vogliamo proporvi il ricordo di un altro catanese come Baudo, l'attore Leo Gullotta, che definisce il presentatore come il Manzi della TV. Ha rappresentato, aggiunge, anche il riscatto per la nostra isola. Ascoltiamolo. È giornataccia, è giornataccia. Se n'è andato un pezzo della nostra, di ognuno di noi, storia, un pezzo di televisione, di nazional popolare, di qualità, di eleganza, che ha saputo trasmettere non soltanto nel lavoro, con quello che desiderava e che ha desiderato sempre, la qualità, la professionalità, ma qua da noi in Sicilia diciamo che rappresenta anche e non solo il riscatto di ognuno di noi giovani, si fa per dire, di quello che siamo oggi. La qualità, l'eleganza, il suo Broadway fatto di grande talento, ne ha scoperti tanti di talenti, ma era un po' il maestro Manzi della nostra televisione. Ciao Pippo, grazie di tutto. A Palermo i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 50 anni originario di Catania che si era finto un appartenente all'arma per truffare un'anziana di 94 anni residente nel centro cittadino di Balestrate. L'intervento dei militari è stato reso possibile grazie alla tempestiva segnalazione della figlia della vittima che, si è accorta del raggiro in corso, ha contattato direttamente il comandante della stazione. E a Naro, in provincia di Agrigento, il sindaco ha detto no al concerto di un rapper diciottenne. Nei suoi testi l'esaltazione della vita criminale, il disprezzo per lo Stato, spiega il primo cittadino. Davide Sardo. Un rapper che inneggia alla criminalità non salirà sul palco di Naro. È stata annullata all'ultimo momento l'esibizione di Samuele Nisi, 18 anni, originario di Siracusa, che avrebbe dovuto tenersi questa sera in piazza Garibaldi. La decisione è arrivata direttamente dal sindaco Milko Dalacchi, che non usa mezzi termini. Non è una persona gradita, ho contattato l'associazione che lo aveva invitato ed è stato subito congedato. Il giovane artista, molto seguito sui social, negli ultimi video pubblicati su YouTube, ha esaltato soldi facili, vita criminale, omertà e disprezzo per lo Stato e le forze dell'ordine, arrivando a rendere omaggio a una nota famiglia criminale di Latina, i Di Silvio. Un contenuto inaccettabile, sottolinea il primo cittadino, che ribadisce: se ci fossero state insistenze avrei bloccato io stesso la serata. Il concerto era stato proposto da un'associazione impegnata nell'accoglienza di minori stranieri, ma l'amministrazione comunale prende direttamente le distanze. Il patrocinio era per la discoteca sotto le stelle, non certo per spettacoli che diffondono messaggi contro la legalità, chiarisce Dalacchi. Così nella piccola cittadina barocca la musica è stata fermata prima ancora di iniziare. I Vigili del Fuoco di Catania sono intervenuti ieri sera in piazza Colbe a Mister Bianco per l'incendio di un camion di panini e la conseguente esplosione di 2 bombole di CPL. Il mezzo era chiuso e parcheggiato, non si registrano feriti. Adesso una pausa e poi altre notizie e altre immagini. A tra poco. Parliamo di vacanze. Sempre più famiglie preferiscono trascorrere il proprio periodo di relax negli antichi borghi, numeri in aumento soprattutto in Sicilia. Siamo stati a Geraci Siculo. Marco Gulla.
Un paesaggio da favola, un paesaggio da vacanza, no al mare, no alla montagna, no alla campagna, sì al borgo. I turisti che preferiscono infatti trascorrere le proprie ferie immersi nei borghi italiani sono in aumento e negli ultimi anni la Sicilia si è confermata terra di forti tendenze in questa fetta di turismo. Qui siamo a Geracisicolo, in provincia di Palermo, un borgo di 1600 abitanti incastonato nelle Madonie, natura, cibo, cultura e arte, quello che cercano molti turisti per staccare dalla quotidianità. Abbiamo avuto un incremento negli ultimi 5-6 anni, un incremento di turisti di circa il 190% e i turisti chiedono degli aspetti specifici che solo i borghi italiani possono dare. La nostra attrazione più forte è quella di rendere la possibilità di vivere il borgo, di far toccare con mano ai nostri visitatori, ai nostri ospiti la vita vera all'interno di un borgo. Il vicolo fiorito, la famiglia che ti apparecchia una tavola con prodotti che sanno di casa, l'albergo diffuso Keywords della vacanza in un borgo. Il senso di pace ti inebria, è una sensazione fantastica, ti affacci e sei veramente nell'ombelico del mondo, vedi tutto quello che è quella parte della Sicilia che i nostri occhi non sono più abituati a vedere, quindi perché non venire? Tranquillità e poi io vengo da tantissimi anni ormai qui e quindi mi trovo bene, c'è il fresco. Un turismo che cresce e anche molti stranieri decidono di trascorrere parte delle loro vacanze nei borghi italiani. Al Teatro dell'Efebo di Agrigento è andato in scena Notturno Pirandelliano, un dittico che unisce due capolavori di Pirandello tra vita, identità e attesa. Regista e protagonista Corrado Tedeschi. Sentiamo Davide Sardo. È un viaggio intenso tra vita, identità e attesa, quello che ha emozionato il pubblico del Teatro dell'Efebo ad Agrigento. In scena Notturno Pirandelliano, dittico che intreccia due grandi capolavori di Luigi Pirandello, L'uomo dal fiore in bocca e All'uscita. Un allestimento sobrio e intimista dove silenzi, ombre e una luce essenziale hanno disegnato un paesaggio dell'anima, rendendo protagonisti tanto la parola quanto l'interpretazione degli attori. A vestire i panni dell'uomo dal fiore in bocca, Corrado Tedeschi. È un testo talmente perfetto che non va assolutamente recitato, va solo accompagnato perché poi tutto il resto l'ha fatto Pirandello. Io credo che, io ero anche amico di Dino Risi, uno dei più grandi registi della nostra storia, che mi diceva che secondo lui è il più grande monologo che nasce come dialogo ma poi diventa monologante, il più grande monologo che sia mai stato scritto, e quindi io mi avvicino a questo ogni volta, lo faccio da 25 anni, mi avvicino con tutto il rispetto possibile e immaginabile perché è un gioiello assoluto. Lo spettacolo rientra nel cartellone della settimana pirandelliana, 36esima edizione, confermando ancora una volta l'attualità senza tempo del drammaturgo agrigentino. Breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio. Dopo la convincente prestazione contro la Cremonese e il passaggio del turno in Coppa Italia, il Palermo lavora adesso per l'esordio in campionato al Barbera contro la Reggiana. Marco Gullà. È la settimana che porta all'esordio in campionato. Sabato al Barbera il Palermo taglia il nastro del suo torneo giocando contro la Reggiana. I rosanero, dopo il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni della Cremonese, adesso vogliono iniziare nel migliore dei modi il campionato. Sarà probabilmente ancora Francesco Bardi a difendere la porta dei siciliani. Una squadra forte, rodata, ma noi dobbiamo avere questo spirito e lottare su ogni pallone. Il mister già dall'inizio ci ha detto che la cosa più importante è il sacrificio. Noi oggi l'abbiamo attuato e sono convinto che con questa attitudine possiamo toglierci delle soddisfazioni. DS Osti è comunque al lavoro per rimpiazzare l'infortunato Gomis. In pole c'è Joronen, svincolato e già disponibile ad accettare il Palermo. In arrivo c'è anche il difensore Veroli, si attendono solo gli ultimi passaggi prima del comunicato ufficiale. I rosa così avranno il vice Ceccaroni senza andare a occupare slot over. Con Veroli e Joronen il mercato del Palermo si potrebbe considerare virtualmente chiuso, ma ci potrebbero essere ulteriori movimenti prima della fine della sessione. Catania sconfitta a Crotone 1-0 ed eliminato al primo turno della Coppa Italia di Serie C, decisivo un gol di Murano dopo 9 minuti di gioco. Sergio Colosi.
All'Ezio Scida si è visto soltanto a tratti, il Catania brillante è disegnato dalla società e preparato da Toscano. I rossazzurri salutano la Coppa Italia di Serie C contro un Crotone appena sufficiente che ha riscattato la doppia consecutiva eliminazione ai rigori. Con 7 assenti, stesso 11 dell'amichevole di domenica scorsa al Massimino. Al nono l'episodio decisivo, Crotone in vantaggio. Sul traversone di Maggio l'inserimento aereo di Murano è vincente in una difesa avversaria distratta. Il Catania, con il lutto al braccio per la scomparsa di Pippo Baudo, accusa il colpo e fatica nella costruzione del gioco. Il potenziale di Toscano si esprime a sprazzi, ma di positivo c'è che anche in una serata non da ricordare le uniche azioni le firma il Catania, che si accende nel finale di tempo e meriterebbe il pari. Al minuto 41 Casasola calcia di destro sull'esterno della rete. Più pericolosa l'azione del 44esimo costruita sull'asse Ciccarelli-Donnarumma, con il destro di Corbari respinto da Merelli. Nella ripresa dentro Aloy e Lunetta per Corbari e Gimenez. Ciccarelli viene murato dalla difesa rossoblù. Ancora cambi, prima Martic e poi D'Andrea. La formazione etnea, spinta da oltre 600 tifosi, attacca. Merelli c'è su un piazzato di Donnarumma e salva l'1-0 finale. Da domenica in casa contro il Foggia sarà campionato e ci si aspetta un Catania più continuo e attento. Momenti di tensione a fine partita si sono registrati nel settore ospiti dello stadio Scida. Una quarantina di tifosi etnei si sono issati sulla balaustra che separa il settore dal campo. Per evitare qualsiasi invasione sono stati schierati agenti in campo, mentre il personale della Digos ha invitato i supporter catanesi a rientrare nel settore. Tutto è però rientrato dopo che i giocatori hanno lanciato alcune magliette ai tifosi. Sono in corso indagini da parte della questura di Crotone con la collaborazione della Digos etnea per individuare i responsabili. Ci fermiamo qui. Prossimo appuntamento con Sicilia 24 alle 14. Grazie per averci seguito. Buona giornata.